La musica e la festa, ma non solo. In mezzo ai tantissimi giovani che volevano soltanto godersi le canzoni di Manu Chao e della sua band, c'era anche chi aveva preparato il set completo per lo sballo. Uno sballo pericolosissimo a base di allucinogeni e droghe sintetiche. Un ragazzo di appena 19 anni è finito in manette. Era lui il pusher per i suoi coetanei. Altri 19 denunciati, tutti sotto i 25 anni. Non hanno fatto in tempo a godersi la musica dal palco. Il blitz dei carabinieri è arrivato immediatamente prima nei parcheggi dell'area di Borgo Grotta Gigante, la frazione di Sgonico, in provincia di Trieste, dove era stato allestito il concerto di Manu Chao, uno degli eventi musicali dell'estate. Un controllo a tappeto fra i giovani che si preparavano alla serata di musica. In mezzo a loro un 19enne di Jesolo che aveva con sé un kit da brividi, chetamina, marijuana, hashish e 10 francobolli intrisi di LSD. Li stava vendendo ai suoi coetanei per uno sballo rischiosissimo. La chetamina, ormai diffusa fra i ventenni, è usata normalmente come anestetico per cavalli. I suoi effetti sul cervello sono devastanti, così come l'LSD. Il blitz dei carabinieri non è finito con il fermo del ragazzo portato in caserma a Trieste. I 19 ventenni, infatti, denunciati, sono stati segnalati come assuntori, giovani dalle province di Venezia, Udine, Trieste e Belluno, soprattutto studenti. Anche per loro il concerto è finito prima di iniziare. I carabinieri hanno evitato che la loro serata rischiasse di trasformarsi in dramma.